È strano come un piccolo difetto possa occupare ogni pensiero e diventare il punto su cui ruota intorno tutta la tua giornata. La semplice mancanza di un dente sembra un difetto di poco conto, ma può diventare un problema invadente che complica ogni momento della vita quotidiana. Sicuramente è il motivo per cui provi dolore quando mangi e che ti obbliga a masticare con attenzione. Spesso però è anche causa di mal di testa e problemi muscolari a collo e schiena. Io ho sempre avuto il terrore del dentista, purtroppo. Non mi sono mai curata come si dovrebbe fare. Mi sono trascurandomi, ecco che sono arrivata a un limite che la mia bocca era pessima. Ho cominciato a avere mal di testa e non associando ai denti, cioè andando anche a visite, ma non capivo cos'era. Il dottore mi ha proposto di fare una visita di tutta la bocca. L'ho fatta e da là hanno visto che c'era dei grossi problemi. Cioè, il mio mal di testa che avevo era dovuto appunto a tutta l'arcata superiore, che ormai dopo tanti anni se n'era un po' andata. Se il tempo ha già danneggiato molte parti della bocca, sicuramente sei in uno stato di allerta costante. Ma è sufficiente la semplice mancanza di un dente per causare molti problemi e disagi, anche se pensi che sia poco visibile. Ti obbliga a fare rinunce a tavola per non provare dolore. Per questo eviti di mangiare la crosta del pane, che è croccante e graffia le gengive scoperte. Ti fa mettere la mano davanti alla bocca quando sorridi. Oppure ti costringe a parlare con le labbra più chiuse possibili, tanto che sono in molti a non capire una parola di quello che dici. Inoltre, forse non sai che quel ricorrente mal di testa e i dolori a collo e schiena spesso sono provocati dalla masticazione innaturale, dovuta proprio ad una dentatura imperfetta. Io comunque ho sempre sofferto in vita mia di emicranie, che arrivavo a vomitare praticamente ogni mattina che mi svegliavo con l'emicrania, e dolori alla sciatica che mi limitavano in tantissimi movimenti. Ho sempre avuto geneticamente problemi di denti, ma per parecchi anni ho convissuto con questo problema. Poi un giorno ho visto che il problema diventava troppo importante e non riuscivo più a masticare, a sorridere, e quindi sono arrivato allo studio De Faveri Villanova. Quando vivi col chiodo fisso di dover proteggere o mascherare il tuo difetto, le giornate diventano un vero incubo. La soluzione ovviamente è andare dal dentista, ma fai molta attenzione, perché lo studio sotto casa potrebbe non essere la scelta più saggia per te. Un dentista qualunque potrebbe curare i tuoi denti senza risolvere i problemi che segnano le tue giornate. Per eliminare la scintilla che causa dolori a cascata su tutto il corpo, è necessario rimettere ogni dente al suo posto e intervenire affinché anche l'articolazione della mandibola torni a funzionare in maniera naturale e corretta. Oggi puoi riavere un sorriso completo, luminoso e perfettamente funzionale rivolgendoti allo studio De Faveri Villanova. Clicca sul pulsante per avere più informazioni e per scoprire qual è la strada più sicura per risolvere i tuoi problemi dentali. Quando ho iniziato il percorso con la dottoressa, praticamente già dopo 2 o 3 mesi tutti i miei dolori di emicranie e di sciatica sono magicamente spariti. Non ero consapevole del fatto che mettendo un apparecchio mi avrebbe tolto la sciatica o le emicranie. Io non legavo assolutamente i miei problemi ai denti praticamente. Probabilmente non hai mai sentito parlare di ignatologia. È una parola difficile che indica una specifica branca della medicina. Ci sono dentisti che si limitano a studiare come eseguire otturazioni e impiantare nuovi denti. Un dentista specializzato in ignatologia, invece, non si è fermato lì. Ha proseguito il percorso di studi per poter intervenire e curare ogni aspetto collegato alla masticazione. Da oltre 30 anni, il dottor De Faveri restituisce un sorriso naturale e una masticazione perfetta a ogni persona che chiede il suo aiuto.
Il suo esclusivo sistema di analisi e intervento tiene conto della forma di ossa e muscoli di tutto il viso e dona autentica felicità ai suoi pazienti. Sembrava di essere al settimo cielo perché ho detto sono nelle mani giuste. Ne vale molto la pena, non conviene aspettare come ho fatto io, perché la mia paura e il terrore che avevo mi ha ridotto la bocca come adesso ce l'ho. Beh, la mia vita è cambiata al meglio. Ripeto, non ho più male alla testa, non ho più male alla sciatica, posso fare tutti i movimenti che voglio, cosa che prima non potevo fare. E se mi viene quel leggero mal di testa, basta che mi butto giù 5 minuti, a posto mi passa. Quindi no, io devo dire che la mia vita è veramente cambiata al top, in meglio. Puoi scegliere di continuare a convivere coi problemi di una bocca incompleta e una masticazione compromessa. Oppure puoi riavere la salute e la libertà di ridere e mangiare senza fastidio o imbarazzo. Compila il modulo in fondo alla pagina e scopri tutti i dettagli del protocollo di intervento dello studio De Faveri Villanova.